Oggi siamo venuti in Alta Val Badia e andiamo a fare un giro d'anello all'interno del parco naturale Fannes Sennes e Braies. Siamo a pochi chilometri dall'abitato di San Cassiano e il punto di partenza per questo itinerario è il rifugio Capanna Alpina. Il nostro primo obiettivo è raggiungere il rifugio Scottoni e seguiamo il segnavia numero 20. Dopo una breve ma ripida salita siamo giunti ad un pianoro dove si trova il rifugio Scottoni. Continuiamo sul sentiero e andiamo verso il lago Lagazzuoi. Da questo punto inizia il percorso ad anello, segnavia sempre numero 20. Siamo arrivati al lago Lagazzuoi. Il lago ha un'acqua bellissima, veramente cristallina ed è popolato da tanti pesciolini. Dal lago Lagazzuoi proseguiamo e andiamo verso il rifugio Lagazzuoi. Siamo all'Alpe di Lagazzuoi. Il rifugio Lagazzuoi è in bella vista, ma ci manca ancora un bel po' per raggiungerlo. Siamo alla Forcella Lagazzuoi. E adesso ultimo sforzo per raggiungere il rifugio. Venite con noi, andiamo a curiosare all'interno di questa galleria militare.
Siamo arrivati al rifugio Lagazzuoi e la cosa più bella ed emozionante è fermarsi qui ad ammirare questo scenario dolomitico. Da qui si possono ammirare quasi tutte le vette dolomitiche del Trentino Alto Adige e del Veneto. In dettaglio vi facciamo vedere solamente le cime che vedete alle mie spalle. Gruppo di Fanes, gruppo delle Tofane, Sorapis, Antelao. Buon appetito! Buon appetito! Continuiamo il nostro giro d'anello, lasciamo il rifugio Lagazzuoi e ritorniamo al rifugio Scottoni. Sun up, sun down, I know now. You are the one, I know now. And that my love is all there is. And don't say you're sorry about it all. Arrivati in questo punto lasciamo il sentiero 20A che porta al passo Valparola e continuiamo sul 18B verso il rifugio Scottoni. Don't let it break as they all did before. Baby, you'll come along, open the door. Siamo ritornati al rifugio Scottoni e qui chiudiamo il nostro anello. E adesso facciamo ritorno a valle al rifugio Capanna Alpina. Siamo giunti al termine di questa bella camminata. La giornata è stata splendida, c'era un bellissimo sole, fin troppo caldo per essere il 30 ottobre. L'intero tragitto non presenta particolari difficoltà. Il primo tratto, quello dell'andata, fino al rifugio Scottoni, è alquanto ripido. E il sentiero 20A, quello di ritorno, in alcuni tratti collima con una pista da sci e in altri tratti è un po' esposto. Nei pressi del rifugio Lagazzuoi vi consigliamo di visitare i resti di baraccamenti e fortificazioni risalenti alla Prima Guerra Mondiale. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento Alla prossima!